Ingegnere, presto ripartiranno i lavori per la ristrutturazione del locale, c'è stata già una commissione che ha fatto il primo sopralluogo. Ecco, ci aggiorni sullo stato dei fatti. Sì, sì, nel 2019 l'assessore facente funzione era il presidente Musumeci, faceva l'assessore pure ai beni culturali regionale, con tanto di cappello, ha bandito un avviso, con un avviso, stiamo parlando del 2019, il problema della ristrutturazione di tutte le sale teatri della provincia. Noi abbiamo partecipato con un gruppo di progettazione abbastanza forbito, eravamo in 5 e siamo rimasti in 5 e siamo riusciti a vincere e ad avere il finanziamento. Il finanziamento è arrivato dopo 2 anni immediatamente, quindi in pochi mesi, e stiamo iniziando col bando di gara che abbiamo fatto, l'affidamento, eccetera, eccetera, i lavori che già sono stati assegnati e consegnati, e speriamo di poter, il bando dice già che saranno conclusi entro 100 giorni, quindi entro la fine di novembre, così ci capiamo, novembre 2025 saranno tutti conclusi e comprendono la ristrutturazione del locale, l'ampliamento, l'adeguamento alle tecnologie moderne, quali pannelli solari, energetici, strutture energetiche nuove e tante altre cose. Senta, abbiamo visto poco fa i pullman del servizio pubblico, purtroppo vuoti. Una casa Pirandello che, nonostante sia primo agosto, non accoglie pochissima gente. Ecco, voi siete qui in prima linea in trincea, potete testimoniare appunto che il luogo è poco visitato dai turisti. Con grande amarezza, ne parlavamo ieri anche con mia moglie, che è solo moglie dell'ingegnere Barone e quindi del presidente. Ha sempre aderito al parco letterario e ai suoi principi, però siamo amareggiati perché sia da casa nostra che da sulla Valle dei Templi, sia qua dove ci troviamo, a Piazzale Caos, notiamo che purtroppo il numero dei viaggiatori, come li chiamiamo noi, turisti o comunque forestieri, non è per niente incrementato. Oggi è 31, siamo al 1 agosto e purtroppo abbiamo visto ora quello che vediamo giornalmente qui con due pulmini, quelli colorati, quelli della tua, che fanno il servizio A e B, con i biglietti comprati a Porta di Ponte. Il povero giornaleggio non ha chi venderli. Il giornaleggio sarebbe l'edicolante, non ha chi vendere questi biglietti perché i turisti ci sono, restano nel centro storico, ma non si spostano e non capiamo perché. Infatti ora abbiamo visto il pulmino, come tutte le ruote che fa, i giri che ne fa spesso, ogni ora ne vengono 4, ma è sempre vuoto. Io devo dire che nei viaggi che abbiamo fatto anche per il parco letterario, ricordo qualunque capitale, facciamo l'esempio Lisbona, erano strapieni. Qual è il motivo? Ci sarà un motivo, non è solo i cosiddetti denigratori, assolutamente, non è questo il problema. Il problema sono altre cose. Il problema è che ci vuole una forte azione promozionale. E promozionale non significa solo il dépliant che la ditta ha fatto, ci mancherebbe altro. Persone simpatiche, coloro che ci lavorano al volante sono persone eccezionali, ma ci vuole per le strade, per le vie, come diceva Pirandello, qualcuno che riecheggi che questa è la città, la Valle dei Templi, la città teatro di Luigi Pirandello. Non è una città qualunque, è una città che oggi è capitale della cultura italiana, ma che invece non ha avuto sicuramente una forza promozionale perché nelle fiere probabilmente non si è fatto quello che a noi ci hanno insegnato di fare i contratti. Senza contratti non viene nessuno. Il tour operator non ne mandano persone se non, probabilmente non sono stati fatti i contratti nelle grandi fiere del turismo nazionale ed internazionale.